Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Passerete alla storia come i pionieri della comunicazione al tempo del coronavirus. E però approfitto per ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo, perché questa è una comunicazione, un'informazione che date di protezione civile, di comunicazione in uno stato di emergenza e che ci permette di parlare direttamente ai cittadini, quindi grazie a tutti voi, un ringraziamento a tutti coloro che sono collegati tramite le dirette televisive e tramite ovviamente i canali social, Facebook, Instagram e quello che è. Sono accompagnato sempre dai due assessori Lanzarin e Bottacin e i dati del giorno sono sicuramente dati che non ci fanno sorridere. Abbiamo 10.124 persone in isolamento e queste sono frutto dei tamponi fatti fino ad ora e delle politiche di isolamento fiduciario che abbiamo attuato rispetto ai contatti. Abbiamo 3.484 persone che sono positive, 771 ricoverati, siamo a 80 ricoverati in più rispetto a ieri. Capite che 771 ricoverati, per dare una dimensione ai cittadini, significa un ospedale provinciale. Un ospedale provinciale già dedicato ai nostri ricoverati. L'ospedale provinciale insomma va dai 800 a un migliaio di posti, questo siamo già sugli 800 posti. Terapia intensiva 209 persone in terapia intensiva, sono numeri che sostanzialmente si hanno in tempo di pace, nel senso che a questi sono i numeri di base o poco di più che abbiamo quando abbiamo solo pazienti ordinari. Ecco, questi sono i pazienti coronavirus, oggi stanno già raggiungendo quello che di base dovremmo avere solo con pazienti ordinari. Questo spiega anche le politiche che la sanità del Veneto ha adottato in tempi non sospetti in maniera prudenziale rispetto alla contrazione di alcune attività di cura e quindi la contrazione dell'attività chirurgica per alcune tipologie di attività chirurgica, mantenendo l'oncologica, vi ricordo, mantenendo i malati gravi e quant'altro, però 209 sono i cittadini in terapia intensiva. Dimessi 200, decessi 115. Allora, questo è un bollettino di guerra, è un bollettino di guerra perché non avrei mai pensato nella storia di un amministratore che si dovesse ogni giorno leggere il numero dei morti e capite che 115 morti non sono i morti di una semplice influenza, sono i morti causati da questo virus. Per carità, poi vedo che a livello nazionale c'è anche questa discriminante, no? Morti con, morti da coronavirus. La verità è che questi cittadini, se non si prendevano il coronavirus, non sarebbero in questa lista. Sicuramente molti hanno patologie importanti, ma il coronavirus è stato l'elemento fondamentale per la stragrande maggioranza per perdere la vita. I dati, vi dico che se il governo, ve lo dico già, che se il governo non adotta, io spero lo faccia, non è una minaccia questa, non è una minaccia. Ho parlato anche questa mattina con il Ministro Speranza un paio di volte. Se il governo non adotta misure restrittive mi vedo costretto, per quanto possano stare in piedi, ad adottare ordinanze regionali. Io spero che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi. Abbiamo delle foto di Corso Garibaldi, di via Garibaldi, scusate, di Venezia di questa mattina, sostanzialmente, che sono foto di passeggiate di comunità che non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, del stare attenti al contagio e di avere prudenza per quello che rappresenta l'uscire di casa. Quindi ordinanze rispetto ai passeggi, alle corsette e a quant'altro. Mi spiace, lo dico perché so cosa significhi poter uscire, però è pur vero che l'alternativa sono le terapie intensive, i ricoveri e i contagi. Dall'altro spero che il governo anche si decida di chiudere i negozi la domenica, quei pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia necessario e assolutamente indispensabile andare la domenica a fare la spesa.
Guardate, questa non è la volontà di prevaricare e quantomeno limitare la libertà dei cittadini. Io ho una visione molto liberista su tutto, per cui penso che i cittadini debbano essere artefici e attori della propria vita. Però è pur vero che in questo momento viene richiamato l'amministratore a fare delle scelte per la comunità, che vanno al di sopra delle singole individualità, delle singole libertà, perché oggi ce n'è una più importante che è quella della libertà alla salute. E la libertà alla salute purtroppo dobbiamo tutelarla anche con modalità restrittive. Avrei voluto darvi migliori notizie rispetto al bollettino, però il bollettino rispecchia il modello matematico, i modelli matematici, li vedevamo anche prima con l'assessore Bottacin e l'assessore Lanzarin. Sono modelli che ci dicono che le terapie intensive stanno per essere ovviamente occupate in maniera importante e che lo saranno sempre di più. Detto questo, il mio appello resta sempre quello di restare a casa, di osservare scrupolosamente ovviamente gli indirizzi che abbiamo dato, che vanno nella direzione appunto della tutela della salute. Alcune specificazioni che tengo a dare. Tema mascherine. Le mascherine, il signor Franceschi graficamente ci sta consegnando i 2 milioni di mascherine, ovviamente con la gradualità che prevede una consegna così importante di 2 milioni di mascherine. Non escludiamo ve l'ho detto il primo giorno, di comprarne ancora, sempre di queste mascherine. Sono dei dispositivi di protezione individuale, al momento non sono mascherine chirurgiche, si sta cercando di fare anche questa certificazione perché le caratteristiche siamo convinti che ci siano. Se il Ministero della Salute riconoscerà la caratteristica, potranno a quel punto entrare tranquillamente negli ospedali come ausili per gli operatori, però al momento non c'è la certificazione. Mascherine, dopo Bottacin vi darà, e quindi evito di star qui io a spiegare, vi darà una spiegazione di come avverrà la distribuzione, e ringrazio il mondo degli edicolanti che ci hanno dato la disponibilità, la stiamo valutando, e i clinici hanno solo una perplessità: che non si formino code di cittadini davanti alle edicole, che sarebbe positivo perché si comprano i giornali, ma negativo perché comunque si diffonde il virus con più velocità. Devo ringraziare tutti i donatori, sono tanti, e se qualcuno è in animo di farlo, fatelo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo passato i 50 milioni di euro di spese e andiamo avanti, e qualcuno metterà sicuramente in discussione le scelte che abbiamo fatto, però per noi prima viene la salute e la vita dei veneti. E guardate, se aspettiamo certificazioni, se aspettiamo validazioni o se aspettiamo comitati scientifici del caso, finisce che riempiamo gli ospedali, perché noi abbiamo necessità di intervenire, e quando si deve intervenire si comprano respiratori, si comprano ventilatori, si allestiscono terapie intensive, si allestiscono ovviamente terapie semi-intensive, si comprano centinaia di caschi come abbiamo fatto noi, e sperando sempre di non doverli utilizzare. Ai piccoli donatori, che sono piccoli solo per l'entità della cifra, ma sono dei grandi donatori perché comunque ci mettono il cuore in questa partita, dico che dedicheremo le donazioni con una contabilità che sarà chiara, tutta dedicata al coronavirus. Ai grandi donatori, a quelli che propongono delle grandi cifre, e ce ne abbiamo, da $500,000 a $1 milione, ho detto, e quello che dico a tutti quelli che magari mi stanno ascoltando, che c'è un'opportunità di comprare postazioni intere di terapia intensiva. Noi ne abbiamo 825, ci piacerebbe dedicare le postazioni e dare questo senso alle donazioni, che un grande donatore possa dire: io sono riuscito a finanziare 5, 6, 10, 20 postazioni. Quanto viene una postazione completa? 66.000 euro viene una postazione completa. Vi dico già che ho un donatore che ne ha comprate 20 ieri, ne ha comprate virtualmente 20, nel senso che se lei ha voluto sostenerne 20 ieri, una famiglia che mi ha versato, o meglio, li deve ancora versare, ma insomma la parola in Veneto ha ancora un valore, mi hanno cercato loro e poi decideranno loro, quando dare comunicazione, di dare €1 milione. Altre realtà che mi hanno dato €500,000, un'altra realtà da €1 milione, e poi altri dei quali daremo comunicazione quando saremo autorizzati. Quindi grazie a tutti,
se volete un motivo in più per donare, possiamo fare anche questa scelta di comprare postazioni di terapia intensiva che noi abbiamo allestito e quindi possiamo dedicarle anche, diciamo, in maniera proprio evidente, dicendo questa è del signor Mario Rossi, questa è del signor Mario Verdi. E altra informazione, kit e tamponi. Molti cittadini ci scrivono perché fate i tamponi visto e considerato che c'è il kit istantaneo. Allora io non mi sto qui a dilungare e avventurarmi sulle spiegazioni scientifiche, vi dico solo che non è proprio così semplice come si pensa. Il tampone riesce ad individuare con tutte le difficoltà, perché il tampone significa avere un operatore che ti infila i tamponi almeno in una delle due narici, in gola, li metti in una provetta, vanno in laboratorio, fa l'analisi e tutto e ti danno il risultato. Ecco, i tamponi riescono a identificarci il soggetto asintomatico ma che è positivo. Il kit, ovvero la puntura sul dito, la goccia di sangue e il test rapido da 10 minuti, un quarto d'ora, ci identifica il positivo che ha già sviluppato anticorpi. Quindi sono due scenari, diciamo, di pazienti diversi. Cioè vuol dire che molti asintomatici che non hanno gli anticorpi, che quindi la malattia non gli ha fatto ancora sviluppare gli anticorpi e che sono positivi, con il test, con il kit non si trovano. Se no sarebbe troppo semplice. Se noi riuscissimo a trovare la positività a prescindere su tutti quelli che sono positivi con un kit, figuratevi se stiamo qui a far tamponi. Lo dico ai tanti cittadini che ci vengono e ci mandano video del kit istantaneo che avrete visto anche voi sui telefonini, su WhatsApp, su internet, sui social, e sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, no? Dice, questi fanno i tamponi quando esiste già il kit cinese. Il kit cinese è un kit anticorpale, come viene definito, e cerca gli anticorpi, ma per avere gli anticorpi bisogna che il virus abbia galoppato alla grande nel tuo corpo e abbia già prodotto una risposta immunitaria. Quindi stiamo parlando di un paziente che è un paziente già o è sintomatico, addirittura ha già i sintomi, oppure è nell'anticamera di essere un paziente sintomatico. Mi fermo qui. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, ricevo quotidianamente categorie che mi dicono si è dimenticato di noi, mi sono dimenticato degli autisti delle ambulanze, hanno ragione, mi sono dimenticato, ma no, perché a volte li cito, le signore e i signori delle pulizie, ma ricordo tutti quelli che lavorano nel mondo della sanità, i volontari, insomma pensate che il ringraziamento va in maniera corale a tutti quelli che stanno lavorando, giornalisti compresi in questo momento che fanno un'attività diciamo eroica e che vengono alle conferenze stampa, voi non li potete vedere, sono tutti bardati con la mascherina e rischiano anche del loro e non hanno fatto i tamponi, da quel che mi risulta, alcuni. E anche un saluto ai giornalisti che sono a casa in isolamento, magari perché sono positivi, so che ci sono delle redazioni che hanno avuto grosse difficoltà. E chiudo, prima di passare alle domande, dicendovi un'informazione di servizio. Io ho circa 1 migliaio di messaggi al giorno su WhatsApp, siccome io ho sempre dato il numero a tutti, e ne abbiamo almeno 300 ogni ora sugli Instagram e poi altri altrettanti non riusciamo a rispondere a tutti e in particolar modo io su quelli che mi arrivano sul telefonino non riesco più a rispondere a tutti e per me è una grave rinuncia a questo, perché ho sempre voluto tenere un buon rapporto con tutti i cittadini, soprattutto perché i cittadini in questi anni mi hanno aiutato a governare meglio con i messaggi, con le indicazioni, con le critiche e con quant'altro. Quindi mi scuso già con i cittadini per dire che se non vedranno risposte sappiano che a malapena sarò riuscito a leggere i messaggi con velocità, perché purtroppo siamo invasi da messaggi in maniera positiva. Non chiedono tutti mascherine, chiedono informazioni, danno suggerimenti, danno molte segnalazioni, grazie ai tanti cittadini che ci segnalano l'azienda che non utilizza le mascherine piuttosto che qualcun altro che si comporta male. E vi devo dire che con molto senso di civiltà e responsabilità i ragazzi veneti, segnatela questa cosa, i ragazzi veneti nei social ci scrivono almeno 8 volte su 10 del fatto che è vergognoso che ci sia gente che non rispetta le regole. Quando si parla sempre dei nostri giovani, no?
c'è sempre questa volontà di dipingerli come quelli che sono andati sono i migliori, quelli che sono rimasti qua sono i peggiori o sono quelli che non hanno avuto visione. I ragazzi che abbiamo qua sono dei fuori classe, ricordatevelo, sono qui che scrivono, fanno la battaglia in trincea perché sono qui e ci scrivono e ci segnalano coloro che non rispettano le regole. Un saluto poi a tutti i ragazzi che sono all'estero. So che molti ragazzi veneti, e me lo scrivono, sono tantissimi, li saluto di cuore, chiedono di rientrare. In questo momento a me piacerebbe riuscire a farli rientrare tutti. Mi hanno scritto dal Canada, mi scrivono dagli Stati Uniti, Los Angeles, mi hanno scritto, non vi dico quanti ne abbiamo in giro per il mondo, dalle Canarie, dall'Asia, tutti vorrebbero rientrare, si ritrovano voli bloccati, frontiere chiuse o quant'altro. Io a tutti dico, se non avete estrema necessità di avventurarvi con percorsi strani o quant'altro, mettetevi, l'ho detto anche ultimamente a dei ragazzi in Scozia e in Gran Bretagna, se riuscite mettetevi in isolamento totale, restate chiusi, fate scorta di alimentari, scatolame o quant'altro e restate lì, perché avventurarsi in un viaggio in Europa con macchina o con mezzi di fortuna finisce che arrivate già contagiati, perché questa è la verità. Poi questa è anche la dimostrazione però che molti mi scrivono, soprattutto adulti, mi scrivono nella speranza di poter tornare, perché poi noi la nostra sanità l'abbiamo sentita molto denigrata, lasciatemelo dire, però poi tu vedi che quando c'è bisogno sei nei civilissimi Stati Uniti, sei nella fortissima Gran Bretagna, sei nell'emblematica Germania, ma poi alla fine se sai che c'è il rischio di ammalarsi, dice meglio che torno in Veneto. Guardate, è stata una cartina di tornasole questa emergenza. Alla fine tutti vogliono tornare a curarsi a casa e questo penso che sia il più bel regalo che possiamo fare a tutti i nostri operatori del mondo della sanità. Io non ho altro, invoco ancora il rispetto delle regole, di stare a casa, di non farsi, come si può dire, non facciamoci ammagliare da questo sole, che è un sole cattivo, è un sole che ci tira fuori, è un sole che ci farà punire dal virus. Spero vivamente che, guardate che io sono nato in primavera, per cui sono nato in marzo e quindi è il mio mese, e in primavera, se pensate, noi da bimbi in marzo la roba che ci ricordiamo tutti, che ci mettevamo la prima maglietta con le maniche corte e i pantaloncini corti, adesso stiamo parlando di morti. Io arrivo a odiare questo sole, perché se piovesse e facesse freddo faremmo meno rischiare la vita ai nostri cittadini. Domande? Prego. Scusi Presidente, le ferrovie hanno tagliato dell'80% più o meno i trasporti, c'è una riduzione anche sui mezzi pubblici, la gente però continua ad andare a lavorare e rischia paradossalmente di trovare mezzi molto più pieni di persone, quindi a rischi superiori. Cioè, come tenere assieme queste due esigenze? Non è forse il caso di ridurre anche, di chiedere la riduzione delle attività non strettamente necessarie, come ad esempio certe attività produttive che possono non servire in questo momento? Guardi, due considerazioni. La prima è che noi abbiamo detto a Trenitalia che comunque dove si taglia serva a andare a rimpolpare le corse dove sono più piene. Questo lo abbiamo detto. No, guarda, io ho appena visto il tabellone di Venezia, c'è un treno da Venezia in Questa è Trenitalia. Dopo è pur vero che ho visto i dati, ho visto i transiti purtroppo dei viaggiatori che sono precipitati, cioè nel senso che sono rimasti minimali ovviamente per i lavoratori, e mi spiace perché qualche disagio a qualche lavoratore, soprattutto nella fascia notturna, lo stanno creando. E io penso, Zennaro, che accadrà che pian piano le aziende, se non le facciamo chiudere noi, chiuderanno da sole, perché comunque c'è il tema dei dispositivi, perché comunque le frontiere sono chiuse, molte aziende, io cito un esempio, Texa, che è un'azienda di Monastier che fa automotive, che avrà 600-700 dipendenti, che è una delle aziende leader internazionali, che è un'azienda innovativa dell'high tech e tutto quello che sappiamo, ha chiuso ancora una settimana fa e altri stanno chiudendo. E immagino che verrà affrontato anche questo tema. Certo che ci sono delle aziende che non debbono chiudere, e questo è bene dirlo ai cittadini, che sono quelle delle filiere strategiche che ci garantiscono il cibo nei supermercati, le medicine, i farmaci in generale,
e il biomedicale e la logistica, perché è inutile parlare di mascherine o di ventilatori, ma se nessuno poi ce li trasporta. Certo è che la chiusura delle frontiere metterà a repentaglio sicuramente l'apertura di molte, quindi immagino che si andrà verso un effetto candela che si spegne pian piano. Altre domande? Sì, Tosato, prego. Presidente, per quanto riguarda la dinamica dei contagi, dei guariti e dei dimessi, vogliamo un po' chiarirla, magari anche poi con un focus con l'assessore? Sì, vi lascio con l'assessore che poi deve darvi anche il dato di uno sportello che abbiamo aperto. Perché molti appunto magari non capiscono la differenza tra guariti, dimessi, positivi in isolamento e i numeri magari fanno anche paura. Sì, però guardate, i numeri sono da paura. Cioè, adesso il dottor Mantovani ieri sera mi ha mandato la foto del Domenico di Schiavonia. Diffonderemo l'immagine che è plastica, è statica, è un'istantanea di una terapia intensiva allestita. Cioè, è come se a casa nostra si decidesse che in salotto mettiamo i letti di ospedale. Questo è quello che sta accadendo nei nostri ospedali. Li stiamo riempiendo pian piano di malati di coronavirus. Diffondiamo oggi quella foto e avete un'idea proprio plastica di cosa sta accadendo. Prego. Governatore, grazie innanzitutto per aver riconosciuto l'impegno della stampa. Le chiedo se siamo appunto, essendo in prima linea, annoverati tra la campagna dei tamponi, insomma, visto che lei ha detto no, avete fatto il tampone. Sì, ovviamente ci sono delle categorie a rischio, lo stanno facendo con gli ospedalieri e dopodiché si arriverà anche a coloro che garantiscono i servizi essenziali, forze di polizia, persone esposte come che so, le cassiere, i dipendenti ai supermercati, il mondo dei giornali, insomma tutti coloro che sono in prima linea, assolutamente sì. Voglio dire peraltro con le televisioni, e credetemi non è un attacco politico, però mi sento di dirlo, è giusto che il governo si metta una mano nel cuore e pensi a tutto quello che è la stampa locale, le tv, i media locali che hanno assolutamente bisogno di sostegno. E tutti voi state facendo un buon lavoro, dalla tv nazionale, il servizio pubblico o quant'altro, però è indubbio che insomma con la possibilità anche di gestire in maniera migliore i palinsesti a livello locale, dove la proprietà può decidere di fare le dirette H24, dove comunque c'è meno vincolo, diciamo, di programmazione nazionale, è giusto che venga riconosciuto questo grande lavoro di protezione civile e di informazione civica che stanno facendo le tv locali. So che in questo decreto non è passata la misura, spero vivamente che il governo si metta una mano sulla coscienza e lo faccia col prossimo provvedimento. Altre domande? Prego. Sì, allora guardate, dipendente del comune, facciamo tutte le mattine una videoconferenza con i direttori generali alle 10:30, tutte le mattine. E questa mattina il dottor Scibetta non ci ha parlato di problemi di dispositivi, per cui appena finita la conferenza stampa io esco, lo chiamo e capisco cos'è sta roba del CUP di Schiavonia, perché non lo so. Guardate, insomma, in conferenza stampa c'eravamo tutti e tre e il dottor Scibetta ha detto che i dispositivi ce li ha. Scusa, rispetto alle mascherine, guardate, no panic, niente panico, verranno distribuite in maniera assolutamente razionale, dopo l'assessore Bottacin vi darà una spiegazione di qual è la rete che stanno tentando di mettere in piedi per distribuire, fermo restando che io spero che poi arrivi anche qualcosa sul mercato, perché noi siamo l'unica regione che si è posta questa idea, anche se qualcuno dice in giro che approfittiamo della filantropia di un privato. La verità è che abbiamo costruito assieme questa operazione ed è un'operazione che abbiamo seguito ora dopo ora entrambi assieme, e quindi ringrazio ancora Franceschi per quello che ha fatto. Presidente, torno sul famoso modello matematico che mi sembra insomma sia un po' una bussola in questi momenti. Alla luce dell'andamento del trend insomma, dell'epidemia, i numeri che abbiamo appena sentito, e guardando al picco pronosticato previsto intorno al 15 aprile,
No, guardate, i modelli ci dicono che se i veneti non si mettono in testa di stare a casa, Una tenuta ospedaliera, per esempio. se i veneti non si mettono in testa di stare a casa, di darci una mano, di evitare le passeggiate e altre robe del genere, noi per fine mese abbiamo il grave, grosso, enorme rischio di andare in overbooking con le terapie intensive. Quindi ognuno si inquieti per la misura che decide di inquietarsi. Posso cominciare con le domande via WhatsApp? Cominciamo Prego. in rigoroso ordine di arrivo, anche se alcune le accorderò, i colleghi non me ne vogliono. Il collega Dalmas e la collega Pederiva si riferiscono al documento degli anestesisti, sul quale si dice che bisogna privilegiare l'attesa di vita rispetto, allora si arrivasse al crack, come lei ha appena paventato, si arrivasse a privilegiare nella cura chi ha un'attesa di vita maggiore rispetto a chi ha un'attesa di vita minore. Quasi tutti i giornali oggi Ma guardate, allora la comunità scientifica fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. Il nostro mestiere è quello di non arrivare mai all'overbooking, no? E quindi che ci sia sempre l'ultimo letto disponibile per l'ultimo paziente disponibile, a prescindere dal censo, dall'età, dal credo religioso, dal colore della pelle, dalle scelte sentimentali. E finché ci sono io in Veneto si ragiona così, se no non starei qui a rompermi le palle tutti i giorni per i veneti, e lo faccio volentieri. Bon, detto questo, penso che quello è un documento interno degli anestesisti. Io mi ricordo che quando si studiava patologia e studi le malattie, hai il range, no? Parti da malattia a impatto zero e poi arrivi alla fine della spiegazione di quella malattia e arrivi anche agli estremi. Però stiamo sempre parlando degli stress test totali, e quindi stiamo parlando di scenari che io non voglio neanche mettere in conto in questa situazione, perché se no non avrebbe senso che ci sbattiamo tutti i giorni per comprare respiratori, per comprare mascherine, per comprare attrezzature. Poi quello è un documento di natura scientifica. Poi è pur vero che se uno vuole proprio star lì a vedere i documenti, va a vedersi, che so, quelli dei trapianti, e anche lì, cioè, forse qualcuno non lo sa, ma oltre una certa età un trapianto non si può fare, perché comunque ci sono delle linee guida. Una mamma che deve partorire entra in una sala parto e c'è una complicazione, noi sappiamo che c'è il professionista che dovrà decidere, magari capita una volta su 1.000.000, se salvare la vita del nascituro o della partoriente. E queste sono le tragedie della vita, ma da qui a dire che il Veneto dà mandato di lasciare a piedi qualcuno, decisamente no. Mi avete mai sentito parlare di fasce di età in tutti questi giorni? Siamo qui proprio per difendere i più deboli, figuratevi se noi possiamo mettere in inventario che si possa applicare o peggio si possa arrivare a una situazione del genere. Finché c'è vita c'è speranza, e la nostra vita ha solo una speranza, è quella di venirne fuori con tutti i veneti da sta vicenda qui. Il collega Zolin di Libero chiede: il Presidente può specificare almeno cosa intende per picco del 15 aprile? Ospedalizzati, contagiati, terapie intensive? Ma significa un picco totale, nel senso che il 15 aprile, che è una data che io vorrei ricordare per altre robe, e spero che ci sia un'inversione della curva, il 15 aprile ci dà un dato che è il dato, diciamo, di picco massimo di stress della sanità del Veneto. Da quel 15 aprile a fine maggio, insomma, lì la turbolenza in volo sarà tale per cui molti dei passeggeri diranno: qua l'aereo va giù, tanto per darvi una suggestione. Ma non andrà giù l'aereo, beh, noi andiamo a atterrare nell'aeroporto che abbiamo previsto come destinazione. Il collega Bastianello dell'Aggi pone due domande: una fotografia dei posti letto occupati e rimanenti nelle terapie intensive, e le tende allestite non sono ancora utilizzate, questo lo posso gestire io. No, le tende le utilizziamo per fare il triage, sono utilizzate per distinguere i percorsi. Non per terapie intensive. No. Le terapie intensive noi le abbiamo allestite, siamo pronti all'onda d'urto, siamo pronti alla grande onda. Ovvio che se i veneti ci danno una mano, porca miseria, magari arriva un'onda che possiamo affrontare con un surf normale, no? Se invece ci serve un transatlantico, ho l'impressione che
qualche difficoltà ce l'avremo di rischiare di andare a insabbiarci. Allora dateci una mano e facciamo in modo, perché poi sembra sempre che il problema sia dell'altrui, no? che non ti tocca da vicino. A me è capitato persone in questi giorni che mi chiamano piangendo perché hanno il nonno, hanno il fratello. Noi abbiamo ragazzi in terapia intensiva, scrivetele ste robe. Cioè non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che questa sia una storia per anziani. Abbiamo ragazzi in terapia intensiva, intubati. Abbiamo ragazzi in terapia intensiva intubati. Ditelo alla comunità. Cammina Bergamo ne abbiamo visti tutti. Boh, siamo capiti, no? Il collega Galvano dell'ANSA chiede, ieri l'Emilia Romagna ha fatto un'ordinanza sulle corse stabilendo che si possono fare soltanto attorno alla propria abitazione. Il Veneto potrebbe fare altrettanto? Ma guardate, ve l'ho detto prima, noi se il governo, e auspico che il governo lo faccia, ma ripeto, non è una sfida, ne parlo sempre con il ministro Speranza, lo faccia perché è giusto che il tema della norma sia nazionale, perché guardate, noi siamo preoccupati della sfida che avrà il Sud, e la sfida sanitaria del Sud è la nostra sfida. Non si pensi che qui l'emergenza finisce quando arriva l'ultimo paziente, perché se c'è qualche altra regione o comunità in giro per l'Italia che ha casini, vuol dire che da noi l'emergenza non è finita. Allora io penso che sia fondamentale che ci sia una norma per tutti. Comunque se non ci sarà noi la adottiamo. Attenzione, ieri vi ho detto è una norma che noi non possiamo adottare. Perché oggi parlo invece in maniera sembra quasi contraddittoria? Perché ieri c'è stata una novità, ieri pomeriggio. Il TAR della Campania si è espresso su una ordinanza sui passeggi del collega De Luca, si è espressa non nel merito, quindi ancora non sappiamo se avrà ragione o no De Luca, si è espressa contro la sospensiva, cioè vuol dire che la controparte ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordinanza. Avendo il TAR della Campania detto l'ordinanza resta in piedi, poi vedremo se De Luca aveva ragione o no, più avanti, vuol dire che ha efficacia giuridica e quindi dà ragione a me quando ieri vi ho detto guardate che non è vero che noi possiamo fare ordinanze alla bisogna. Con quella sentenza di ieri possiamo avere un pertugio aperto per fare un'ordinanza. Per questo è uscito anche Bonaccini ieri, immagino, che il collega Bonaccini, e per questo vi sto dicendo queste cose. Collega Basso, TVA, che tempo dare al governo appunto per intervenire con una nuova DPCM? No, ma guardate, non è una sfida. Sabato e domenica arrivano fra 2 giorni, quindi se non si chiude questa partita tra oggi e domani noi bisogna che prendiamo in mano e firmo un'ordinanza. Cioè, guardate, domani che giorno è? Venerdì, domani? Sabato e domenica se va in giro. E io auspico che il governo chiuda anche i negozi la domenica. Io sarei per chiuderli dal sabato pomeriggio, stile tedesco, però non importa, andiamo avanti, che almeno la domenica sia tutto chiuso. C'è una domanda del collega Rigetto di Caffè TV24 un po' complicata, la leggo perché anch'io ho qualche difficoltà. Considerato che da un paio di giorni l'INAIL ha emesso una circolare per cui tutti i dipendenti che hanno un tampone positivo sono sotto tutela INAIL, nel caso in cui le residenze per anziani si trovino a dover adottare i dispositivi di protezione individuale forniti dalla Regione, come ci dobbiamo comportare, visto che non riescono a filtrare il virus o non sono ancora certificati? Lo SPISA come si comporta a riguardo in caso di controlli? Queste domande derivano dalle case di riposo. Le residenze non rischiano azioni di rivalsa da parte dei dipendenti adottando queste nuove mascherine? Ma guardi, capiamoci, se noi avessimo un magazzino con 1 miliardo di mascherine, non staremmo qua a parlare di mascherine. Allora, delle due l'una, o abbiamo capito che nel mondo non ci sono mascherine, o lo abbiamo capito e mancano anche i camici, mancano i dispositivi per mandare i nostri operatori nelle terapie intensive dove il virus c'è veramente. Allora, o si capisce questo, quindi stiamo letteralmente grattando nel fondo del barile per trovare il materiale che riusciamo a portarci a casa, perché essendo una pandemia mondiale tutti lo vogliono e la produzione è rattarata su 4 miserie che oggi non bastano più, allora in questo caso bisogna che facciamo tutti squadra e famiglia. Se vogliamo trasformare questa vicenda in una grande vicenda giudiziaria post, ne dovrò prendere atto, andremo tutti a difenderci e a dire guardate, siamo qua, fate quello che volete di noi, cioè io faccio il mio dovere, i miei colleghi fanno il loro dovere,
il mondo della sanità fa il proprio dovere, siamo tutti preoccupati della condizione delle case di riposo e vorrà dire che correremo ancora di più, però io altro non so dire, se poi è un fatto burocratico di ricorso o di quant'altro, guardate, io non so cosa farci. L'ultima domanda, ritengo, se non arriva avanti nel frattempo, un problema in effetti che c'è. Essendo giovedì, molte anziane vanno in tabaccheria a giocare all'otto. Ma esiste ancora il lotto? Se tu avessi qualche numero buono da consigliare. Come si può tenere a casa queste persone anziane che giocano all'otto? Guardate, io vi informo che sto facendo fare uno spot con le terapie intensive con i pazienti. Chissà che, come accade per le scatole di sigarette, dove ci sono i polmoni di uno che è morto magari di cancro al polmone, o dove c'è una tracheotomia, o dove ci sono altre evidenze, diciamo, di parti anatomiche devastate dal fumo, chissà che magari vedendo anche questi spot, qualche evento pensi che una partita al lotto una settimana la possa saltare, insomma. Io non pensavo che esistesse anche più il lotto. Presidente, mi permetto di chiudere io una cosa. Chi vuole chi chiede dati su quanti medici Sì, ve li diamo tutti. sono entrati, oggi cerchiamo di darvi, abbiate pazienza, non è che stiamo lavorando anche su altre cose. Idem per quanti dalla terapia intensiva passano alla subincessiva, stiamo cercando di lavorare per voi. Prego, ultima domanda e poi vado, vi lascio gli assessori. Scusate, qualcuno, qualche cittadino ha espresso un po' di preoccupazione nei confronti di medici che stanno arrivando, i infermieri dicono ma non è che siamo in mani poco sicure. Ma quali medici che stanno arrivando? I rientri, eccetera, cerchiamo un attimo di tranquillizzarli. Di tranquillizzarli? Cioè, mi sembra quello nel deserto che aspetta l'acqua e dice, boh, sei inquinata, come c'è sta acqua? Cioè, stiamo parlando di professionisti che hanno una laurea in medicina e chirurgia, se sono pensionati addirittura hanno una carriera, un corso sonorum perché sono usciti vivi da 40 anni di sanità, sono assolutamente professionisti e quelli giovani sono quelli appena formati. Cioè, trovo anche strano che si metta in dubbio la professionalità dei medici. Se ci sono dei cittadini che hanno anche questi dubbi è grave, molto grave. E guardate che siamo in un sistema nel quale oggi noi siamo in guerra. E in guerra bambole noi non ne pettiniamo, non abbiamo tempo di pettinare le bambole. Grazie.